Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una Sibille Interattive gratuite. Bene, cari amici, vi ricordo che se volete fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita delle persone, poi la domanda che sia bella ricca, bella corposa, bella piena di, come si dice, dettagli, così che le Sibille abbiano facilità a poter collegarsi alle scie energetiche. Questo è chiaro. Poi vi ricordo anche che noi trasmettiamo su una piattaforma e quindi di conseguenza la piattaforma non vede che arriva prima o dopo. Vediamo già ad esempio che c'è le nostre amicizie che ci salutano, Pierluca, oppure Cassiopea, Elisabetta, insomma le nostre amicizie fedelissime che ci seguono da tantissimo tempo, ci salutano, fa sempre piacere. Ricordo agli amici di Face, no, che se vogliono collegarsi devono iscriversi alla piattaforma StreamYard, se no noi praticamente non possiamo ricevere domande. Quindi mi raccomando, vi ricordo anche che se volete un consulto professionale a pagamento sono 20 euro 45 minuti, il numerino vedete passare qui sotto su Telegram, WhatsApp o via telefonica. Quindi per le domande nome, data di nascita, cari amici. Poi sapete ormai, per quelli nuovi, lo diciamo per quelli nuovi chiaramente, per gli altri ormai conoscono il sito del capitano. Il sito del capitano è in pista sul web ormai dal 2015, ho fatto più di 20 ebook di radionica radiestesia gratuiti da scaricare, e in questi ebook praticamente ne hanno scaricati più di 175.000, ormai siamo vicino ai 200.000, e il vostro Marietto poi con il De Garda ha superato la soglia di aver regalato all'umanità 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiestesici con tante istruzioni. In questo sito abbiamo anche una sezione shop dove proponiamo il nostro ciondolo magico, che ormai molti possono annoverare fra le loro difese. Poi vi ricordo anche che operiamo in ambito di ritualistica magica, con riti propiziatori, di lavoro e quant'altro. Quindi c'è una grande paletta di possibilità per le persone che vogliono avere dei lavori professionali, perché sento tutti i giorni che le persone si appoggiano a persone che non fanno questo come attività professionale, e poi dopo chiaramente quando si inizia male un percorso la cosa diventa difficile mettere a posto. Bene cari amici, bando alle ciance, salutiamo i nostri amici che sono appunto Pierluca, Cassiopea, Elisa, Elisabetta, Nella, Marina, Simona e Federica. Salutiamo le nostre amicizie e iniziamo con la prima domandina, che c'è una signora che si chiama, vediamo un po' se la riesco a mettere in pista, si chiama, vediamo un po' com'è, che è la Zara degli Eroi. Buongiorno, Carmela è 72, Antonio è 72, insieme da 4 anni, convivenza da un anno. Chiedo se c'è un tradimento da parte di lui. Allora, la nostra amicizia del 72, insomma, convive con un signore che si chiama Antonio e chiede, convive da 4 anni, e chiede se c'è un tradimento. Importante questa domanda, vediamo un po', certo, ci vorrebbe magari per essere più sicuro anche la foto, però vediamo un po' se c'è questo tradimento. Il pendolino va su, diciamo così, il pendolino dice un no prima e un sì dopo. Sembra quasi che sia un'evoluzione, c'è molta carne al fuoco, vedo resistenze e poi vedo qualcosina che è difficile da decifrare. Ricorda, gli amici di Face, se vogliono avere la risposta si devono iscrivere a StreamYard, oppure
come quelli del tubo, si iscrivono al canale. Bene, vediamo se la nostra amicizia e il nostro Antonio alla fine tradisce la nostra Carmela 72. Allora, bambino e speranza. Beh, il taglio fa capire che la nostra amicizia, la Carmela, è piuttosto speranzosa forte. Però sembra che nasca qualcosa, sembra che ci sia qualcosa, però il bambino è sempre positivo. Però lasciamoci stupire dalle sibille. Costanza, falsità, amore. E nel passato sembra che qualcosina, flirt, c'è tanta carne al fuoco. Vedo che nel passato, vedi, qualcosina, qualche bugia, qualche piccola bugia bianca, vedi alla grazia di cuore, quando c'è questa sibille qua sembra quasi che la situazione c'è stato sicuramente nel passato qualcosina di importante. Nel presente vedo che, perché la domanda è se c'è stato qualche tradimento, e nel presente sembra che ci sia della comunicazione con una sua vecchia fiamma, con qualcuno che lui, questo signore qua, questa nostra amicizia, questo Antonio, sembrerebbe che ci siano delle comunicazioni con qualcuno con cui lui ha avuto già una relazione nel passato. Sembra quasi un ritorno, a volte tornano, il postino suona sempre 2 volte, insomma. Poi vedo che nel futuro c'è una donna anche sposata che entra in scena con dei figli, o una donna con dei figli, e lo vedo lui un pochettino pensieroso. Ma io non vedo non vedo proprio un tradimento, ma io vedo un ritorno di signore o soggetti o donne, chiamiamolo poi come me, o persone che lui ha già conosciuto. Infatti qui vedi nel futuro, lui lo vedo pensieroso con una sua vecchia fiamma. Però lui qui aspetta che lo metto meglio a favore di camera, qui vedi lui è un tipo che gli piace più prendere che dare, quindi non un tradimento, io vedo più attori che entrano in scena, no? Attori che entrano in scena e lambiscono, vedi, gelosia, qui c'è una donna sposata, io non so se avete dei figli, però qui sembra che in casa ci sono dei bambini e vedo gelosia, quindi perché? Perché lui sta pensando a un'altra vecchia fiamma. Quindi entrano più in scena 3 personaggi, 3 donne, no? Una del suo passato, una che ha dei figli, no? E un'altra ancora del suo passato che potrebbe essere la stessa. E lo vedo pensieroso che cerca di risolvere la situazione. Ma l'importante è il finale, È il finale che vediamo, omaggi preziosi, una donna che probabilmente è la nostra Carmela, che piange, e vedo ancora donne, un'altra donna che lo aspetta, lo ama, o potrebbe essere una sua amicizia e la Carmela che lo aspetta e lui che lavora molto. Allora, cosa si può dire? Dico che questo signore non so niente, ma quello che le sibille ci fanno capire, che quello che le sibille ci vogliono dire, è che lui in questo momento sicuramente sta comunicando con una sua vecchia amicizia, con una sua vecchia fiamma, e sembra che ci sia un ritorno in futuro in cui lui non sa effettivamente che pesci pigliare. Quindi la situazione non è certamente, come si dice, buona. Vediamo un po'. Allora, vedo un'altra domandina. Andiamo giù, scendiamo. Vi ricordo che se volete un consulto professionale, noi siamo sempre disponibili, il Degano Marietto Veneziano, 20 euro, 45 minuti. Vediamo un po' e vediamo una domandina. La nostra amicizia Marina. Marietto, buongiorno Marina. Volevo chiedere se c'è un futuro tangibile fra
lei, la Marina, e Flavio. Flavio del 77, la Marina del 70. Lui non si relaziona con presenza per come io vorrei. Sono insieme da 15 anni. Vedete che la domanda è fatta bene, è una domanda precisa, ha tutti quegli elementi che vediamo. Allora, vediamo se c'è un futuro per questa coppia, la nostra Marina e il nostro Flavio. E sembrerebbe che la cosa, anche se dura da 15 anni, è impegnativa, non è certamente una passeggiata come camminare sull'acqua, però direi che sembra più un sì, non è proprio qualcosa di impossibile, però Marina siamo sulla strada giusta, sulla strada di Damasco, poi ci verrà l'illuminazione. Bene, vediamo un po'. Il taglio, un taglio che fa capire che il nostro Flavio non dico che è un Don Giovanni, però vedo che insomma, vedete, questa situazione è di un uomo molto attivo e ha parecchie, molto probabilmente, amicizie. Amicizie che non vuol dire che succederà qualcosa di importante, ma ci fa già capire che è un tipo che è un soggetto che non gli dispiace avere flirt, anche, come si suol dire, facili con altre persone. È un taglio un po' pesante, per quello non c'è la presenza, forse perché è anche impegnato in altri lidi. Ma vediamo se c'è. Allora, il passato vedo che lui, forse per momenti di nervosismo, vedi queste due carte, cioè pensiero e i deliranti, sono carte pesanti, si vede che lui o diceva tutto il contrario di tutto, forse anche per una questione materiale, si vede che c'è una situazione materiale che lui pensa in modo importante. Vediamo qua che lui è qui che ragiona e dice delle cose molto probabilmente per questioni materiali. E poi c'è un ritorno, si vede che lui a un certo punto aveva pensato di abbandonare il nido, molto probabilmente, ma c'è un ritorno forte, ma è tutto per una questione estremamente materiale, magari non materiale a livello economico, ma anche a livello intellettuale. Nel presente, perché la domanda della nostra amica Marina è se c'è un futuro vero. Io vedo che di nascosto lui parla con altre persone, vedi il ladro, conversazione, nel suo cerchio di amicizie lui parla e vedo che c'è una donna, quindi nel presente sembra che di nascosto lui faccia qualcosa effettivamente che Marina, che insomma è underground, è un discorso un po' clandestino. In futuro momenti di gelosia, lui è un tipo, un soggetto, un personaggio che gli piace più prendere che dare, no? E la cosa fra voi due si raffredderà. Però tu Marina sarai molto forte, sei una donna vincente, perché questa è una carta vincente e fra voi due molto probabilmente rinascerà un po' uno spirito di unione. Però diciamo che, non dico che è inaffidabile, ma devo dire che hai ragione quando dice che è poco presente, proprio perché lui di nascosto parla con delle amicizie e molto probabilmente ha delle amicizie o un'amica femminile. Poi in futuro ci sarà un raffreddamento, lui che sarà un po' geloso, insomma, o tu sarai un po' gelosa, è un pochettino inaffidabile, è un po' un tipo che gli piace più prendere che dare, ma tu sei una donna forte e vedo che sicuramente c'è qualcosa di positivo che riuscirai a far nascere, ma al finale è importante. Vecchia signora, domestico, ragazzi di cuore. Allora, qui entrano in scena, allora io dico che di Marina non so esattamente nulla, però le sibille ci stanno a indicare due cose. Lui sarà attivo, però vediamo che
da lontano sembra arrivare, io non so se è sposato o è stato sposato questo signore, però vedo che da lontano sta arrivando una donna che è già stata sua. Quindi Marina, un futuro, io vedo che ci saranno tante complicazioni. L'unico collante che c'è in queste complicazioni è la tua forza di volontà di tenere insieme la coppia. Però vedo anche che c'è una persona a cui lui è stato legato e vedo un'altra persona, cioè ci sono due figure, no? Potrebbe essere la mamma, potrebbe essere la suocera, però vedo che lui qua è vicino o da lontano sta per arrivare una donna con dei figli e lui è molto motivato. Quindi, e di nascosto ricordati che adesso sta, vedi qua la carta del ladro, di nascosto sta avendo colloqui molto probabilmente con un'amica. Allora, le sibille non vanno in là moltissimo, diciamo che 6-9 mesi, massimo un colpo di fortuna tremendo, 12 mesi ci indicano che è una montagna russa, devi resistere, devi far vedere le tue qualità, alla distanza molto probabilmente lui cambierà anche per via dell'età, però sicuramente in questo momento lui in modo clandestino sta tenendo, tessendo comunicazioni con altre persone. Bene. Allora, c'è una bella domanda dalla nostra amicizia. Allora, la Vincenza chiede del 73 se c'è qualcosa di nuovo per me. Allora, io faccio questa domanda alla nostra amicizia Vincenza e gli chiedo se, ricordatevi sempre che se fate la domanda, perché vedo che una Elena De Carlo ha fatto la domanda, però non c'è né la data di nascita né il nome. Elena De Carlo è irricevibile la tua domanda. Se volete fare una domanda, mi raccomando, nome, come tutti lo mettono, e data di nascita, se no non funziona. Allora, Vincenza, ti chiedo se ci stai seguendo, se in questo momento eh, sei con qualcuno, sei accompagnato con qualcuno oppure sei sola? Perché per aiutare un po' le sibille. Comunque, vediamo un po' se ci risponde intanto. Allora, anche la Tiziana Sidi, stesso errore. Vediamo un po'. Vediamo un po' le nostre domande. Ok, vediamo se ha scritto. Vediamo un po' cosa ha scritto la nostra Vincenza. No, sono sola. Bene, adesso la nostra amicizia di Face che si è iscritta e quindi dice che è sola, quindi per complimento alla domanda è sola e vuole sapere in amore cosa c'è, se c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che, come si suol dire, è interessante. Vediamo un po' il pendolino cosa ci dice.
Scusate cari amici, ma andate via la linea. Quindi, scusate, purtroppo sono restato un pochettino senza linea. Quindi risponde alla Vincenza, buongiorno, vorrei vedere se torna l'amore, se c'è qualcosa di importante. Guardate, purtroppo mi sono dovuto attaccare col cellulare. Ma sembrerebbe che per la nostra Vincenza del 73 c'è qualcosa di importante che sta per arrivare. Vi ricordo che le sibille vanno massimo 9-12 mesi, ma sono più attendibili verso i 3-6 mesi. Vediamo un po' per la nostra Vincenza. Allora, vediamo che c'è lei che sta aspettando e vediamo che c'è una nemica. Quindi c'è qualcuna che con la nostra Vincenza, ci sono delle problematiche. Lei sembra che stia aspettando qualcuno che è già conosciuto, però c'è una nemica, Vincenza, quindi attenzione perché potrebbe essere nelle vicinanze qualcuna che o pettegolezza oppure proprio una persona che non vuole il tuo bene. Vediamo un po'. Militare, gran signore, messaggero. Sembra che nel passato hai conosciuto qualcuno di veramente importante, veramente che voleva il tuo bene, però allora vediamo un po'. Nel passato sembra che Vincenzo abbia conosciuto qualcuno in segreto di importante che voleva il suo bene, ci sono stati gli scambi, poi l'hai visto andare via e ha avuto un po' di abbattimento morale, c'è stato qualcosa che proprio non andava, era più che altro una situazione difficile, molto difficile. Poi vediamo un po' il presente, vedo che c'è qualcuno che ti guarda, però è un po' bloccato e sembra quasi che questa persona che ti guarda con dei blocchi ti spia, cioè vedo più persone, almeno due, e poi vedo che potrai nel presente conoscere parecchie persone, vedi? C'è questa allegrezza di cuore. Quindi un blocco di una persona che ti sta guardando, magari o nell'ambiente di lavoro o una persona, un libero professionista. Comunque c'è qualcuno che effettivamente, più di uno anche che ti spia, ti guarda di nascosto, ti controlla. Ci sono più persone che sono vicino a te, però vedo che c'è un blocco e vedo che potenzialmente qualcosa, cioè tu comunichi con più persone. Nel futuro vedo un ritorno di una persona molto probabilmente che hai conosciuto, che è di buona volontà, è una persona che è un po' lontano, viene da lontano, è una persona che hai conosciuto, però attenzione, tu vedo che cerchi qualcosa di solido, qualcosa di entusiasmante, io non so se adesso hai dei figli, no? Però vedo che questa persona che molto probabilmente hai già conosciuto nel passato, vedo che c'è una donna sposata. Adesso io non capisco se sei tu o una donna con figli, non capisco se sei tu, però vedo che ha delle qualità e molto probabilmente questa persona che sta per arrivare del passato vuole fare o vuole stringere qualcosa di serio, perché vedi l'Imeneo è veramente qualcosa di importante. Adesso Vincenzo, io non so se sei tu questa donna che ha dei figli, però c'è una donna con dei figli, o sposata, o magari divorziata, ma ha dei figli, e vedo che sicuramente con questo uomo che torna dal passato, che è di buona volontà e viene da lontano, molto probabilmente si stringerà qualcosa di importante, perché queste tre carte sono proprio le carte top per qualcosa di importante. Però devi stare attenta, devi stare attenta perché vedi, io vedo che poi succederà qualcosa in cui quest'uomo, non so se lo conoscerai nelle tue cerche di amicizie, però vedo che quest'uomo sarà un po' una cosa clandestina, sicuramente una cosa importante, ma mi sembra più o te lo vogliono rubare o una cosa clandestina, e sarà un po' bloccato, lo vedo che lui ragiona. Adesso, che dire,
in questo momento sembra che ci siano più possibilità di fiore perché ci sono più persone che ti guardano, restano un po' bloccate e vedo che c'è la possibilità che tu abbia molte comunicazioni. In futuro io vedo che arriverà qualcuno del tuo passato, no? Magari giovane, no? Che da lontano viene, che vorrebbe sicuramente fare qualcosa di importante, veramente qualcosa di solido. Quindi c'è qualcuno che vale la pena impegnarsi, darsi. Però poi vedo un blocco dovuto a che questa persona comincerà a pensare e non so se viene avvisato in modo clandestino, insomma c'è una situazione che non è stabile, che non è positiva. Lui cerca di risolvere la situazione, parlerete, ma c'è qualcuno che vuole rubare la cosa. Quindi diciamo che l'evolversi è attualmente qualche conoscenza, qualcuno che ti segue di nascosto, magari c'è qualche possibilità Vincenza, però nel futuro prossimo entra in scena la tua vita qualcuno che è già conosciuto e sicuramente vuole fare le cose sul serio, però purtroppo lui comincerà a ragionare su qualcosa che non è positivo, avrete delle comunicazioni e sembra che voglia tenere la situazione un pochettino clandestina. Quindi diciamo che la prossima persona che da lontano arriverà sicuramente sarà una persona importante per la tua vita sentimentale. Bene cari amici, anche oggi abbiamo raggiunto i 30 minuti, purtroppo la linea era quella che era e il vostro Marietto non può dirvi altro che ci vediamo alle prossime live, vi ricordo, infatti tu sei divorziata con dei figli, infatti la Vincenza, ecco allora sì, sei tu che hai dei figli perché le Sibille giustamente avevano fatto entrare in scena una donna con figli e chiaramente sei tu che molto probabilmente questa persona che ritornerà dal passato vorrà fare le cose in modo importante e anche darti una mano a livello finanziario. E poi vedo che c'è qualcosa di importante, poi però dopo entra in scena una cosa, come si dice, una cosa che non ci si aspettava e vedo che ci saranno delle problematiche o qualcuno ti vuole rubare l'uomo oppure tramite delle amicizie ci sarà qualcuno che entrerà nella vostra vita e cercherà di creare delle problematiche. Quindi Vincenza resisti che vedrà che la situazione prenderà piede nella direzione giusta. Adesso quelle persone che avvicino sono solamente dei perditempo, ma poi adagio si farà vivo questa persona che già conosce. Bene cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta insieme, vi ricordo che se volete dei consulti professionali noi siamo sempre disponibili, da Garda Marietto Veneziano, sono 20 euro 45 minuti. Bene cari amici, grazie e alla prossima live. Vi ricordo che venerdì sera il Degane Marietto Veneziano saranno qua per qualcosa di veramente speciale e vi aspettiamo tutti e numerosi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!